L'Università degli Studi di Padova, in collaborazione con ARPAV e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha presentato questa mattina un master dedicato alla cultura della sicurezza sul lavoro. I particolari nel servizio. In Italia si muore ancora di lavoro. A renderlo noto sono i dati dell'Osservatorio Infortuni dell'INAIL per il Nord-Est, che pur presentando un calo degli incidenti sul lavoro pari al 12,8%, riporta ancora una cifra disarmante per quanto riguarda il numero di incidenti mortali, ben 221 in un anno. Nel solo Nord-Est, dunque, ogni 2 giorni un lavoratore muore mentre sta svolgendo il proprio lavoro. La situazione italiana è una situazione ancora piuttosto grave, nel senso che sebbene ci sia stata una riduzione negli ultimi anni degli incidenti, nel 2009 abbiamo avuto più di 1000 morti sul lavoro. Una vera e propria emergenza, la cui soluzione passa attraverso la creazione della cultura della sicurezza. L'Università degli Studi di Padova, in collaborazione con ARPAV, l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha dedicato all'argomento un master specifico. Gli obiettivi del master sono quelli di dare delle competenze di carattere multidisciplinare. Diciamo, noi vogliamo migliorare le conoscenze tecniche relative alla previsione e prevenzione dei rischi nei normali ambienti di lavoro, ma anche nelle industrie a rischio di incidente rilevante, come per esempio quelle che ancora sono esistenti nel polo di Porto Marghera, ma anche dare delle conoscenze di carattere normativo e medico, ma soprattutto delle conoscenze di carattere psicologico legate alla comunicazione del rischio, altro elemento molto importante anche in termini della prevenzione, e soprattutto alla creazione di un benessere nei luoghi di lavoro. Un progetto in cui crede fortemente ARPAV, che per questo ha deciso di investire sulla formazione dei giovani attraverso uno scambio di competenze tecniche. Proprio perché siamo nella società della conoscenza, il know-how è strategico sia per le imprese che per gli enti. Collaborare con l'università per noi è un must. E riusciamo così a formare le nostre persone, a scambiare cultura, a scambiare informazioni con l'università e creare dei professionisti, nostri dipendenti, in grado di fare dei controlli ambientali sempre migliori. Le problematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro rappresentano un tema di cruciale importanza per le società industrializzate, un argomento recepito anche dalle più recenti politiche comunitarie, che ritengono l'argomento prioritario. Che accanto alla tematica della sicurezza interna c'è tutta la sicurezza esterna, il rischio industriale, noto come rischio industriale. Noi abbiamo una serie di professionisti che sono in grado di fare sia analisi preventive che analisi successive per capire se un'impresa sta lavorando in maniera corretta per il rischio di incidente rilevante che ha un impatto sull'ambiente esterno. Questo master è proprio innovativo perché coniuga non solo gli aspetti tecnici ma anche gli aspetti legati al benessere, quindi al concetto più ampio di salute, come riportato anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il master è rivolto a laureati in diverse discipline, sia occupati che in cerca di occupazione, e prevede un periodo di stage e tirocini. Il termine per l'iscrizione è fissato per il prossimo 11 marzo.